Basta transitare sopra il greto del Piave e dare uno sguardo in basso per capire la situazione di carenza che il fiume, come tanti altri in tutto il Veneto, sta vivendo. Dai bacini montani è iniziato il rilascio dell'acqua verso la pianura e per il momento la situazione non è ancora critica. Per quanto riguarda il bacino del Piave, è una situazione che possiamo considerare sotto controllo. Oggi come approvvigionamento siamo in linea con gli anni anche diciamo più siccitosi che ci sono stati in passato. Sicuramente il temporale e le perturbazioni degli ultimi giorni sono state una manna dal cielo per quanto riguarda le coltivazioni agricole e anche per quanto riguarda la richiesta idrica del territorio. Gli eventi estremi, tanto caldo come nella seconda metà di giugno, e precipitazioni anche abbondanti e violente, concentrate in pochi minuti, spingono chi amministra la risorsa idrica verso scelte non più rinviabili. Sempre di più siamo costretti a investire su situazioni di emergenza. Ecco, forse l'investimento più grande da qua nel prossimo futuro sarà quello di poter creare delle strutture che siano in grado di gestire sia eventi di troppa acqua, ma anche eventi appunto quando manca la risorsa idrica in maniera tale da poterla garantire per le colture agricole. Ecco perché alcune colture in alcune zone sono già in evidente sofferenza. Il caldo anomalo di questo fine del mese di giugno ha chiaramente portato in sofferenza quelle culture dove non c'è una irrigazione strutturata e di conseguenza, come si può vedere, le piante cominciano a soffrire, cominciano ad ingiallirsi le foglie sulla fascia a grappolo. Ecco, sicuramente le perturbazioni degli ultimi giorni hanno aiutato, però in situazioni come queste l'irrigazione diciamo strutturata e non quella di soccorso è la soluzione che aiuta a portare a termine il raccolto. Nell'ultimo decennio questo è già il terzo anno con siccità. Quando ci sono questi punti di partenza è importante riuscire a gestire la risorsa idrica nella maniera migliore possibile. Difatti anche l'ordinanza della Regione va in questo senso nel cercare di ottimizzare e migliorare la gestione della risorsa idrica affinché si possa perdurare poi nel tempo il proprio utilizzo.